Questo è il santuario di Bonu Higinu, che però è chiuso. Io potrei anche entrare, però non sarebbe corretto, sarebbe un reato entrare. E poi comunque la chiesa, il santuario è chiuso, per cui bisognerebbe andare quando è aperto, chiaramente. Io potrei anche andare a esplorare, però preferisco non fare azioni che potrebbero poi causarmi dei problemi, anche perché non è abbandonato questo posto, quindi non posso neanche già. E niente, va bene. Una cosa però la voglio fare, siccome non ho voglia di fare il giro, scavalco da qua. Questo lo voglio fare, sì, questo lo posso fare. Vediamo se trovo la grotta, che c'è anche la grotta, e poi vi darò dei cenni storici del posto. Un posto non è molto conosciuto questo, è un bel posto, in una zona della Sardegna assai poco conosciuta e assai ignorata. A dopo. Due cenni al santuario di Bonu Higinu, che è un luogo di culto molto misterioso, con delle origini abbastanza oscure, se vogliamo, è una leggenda, ma anche poi dove sorge in un posto abbastanza isolato e poco conosciuto della Sardegna, nel territorio di Mara, che è un paesino situato nel nord-ovest della Sardegna, non lontano da Alghero e non lontano nemmeno da Sassari, anche se è più vicino alla zona di Macomer. Questo santuario è un luogo di culto, poi dedicato alla Madonna, da cui appunto prende il nome di questa leggenda, Bonu Higinu, che vuol dire in sardo buon vicinato. Il santuario di Bonu Higinu ebbe un restauro completo e una fase di ampliamento nell'anno 1797. Prima di questa data si sa veramente poco di questo edificio, ed è affascinante perché anche il suo aspetto architettonico è molto molto particolare, e dove poi è stato costruito, dislocato in una montagna, in una collina dove viene quasi protetta da alcuni rilievi montani, ed è in una zona non conosciuta della Sardegna, nel Logudorese. Si sa solo che in quella zona particolare sorgeva ai suoi tempi un villaggio medievale oggi scomparso. È stato poi documentato nelle condaghe di San Pietro di Silchi. Il borgo di Bonu Higinu era un borgo medievale che sorgeva da quelle parti, e questo santuario, questa chiesa, era probabilmente nata nel Medioevo, nell'Alto Medioevo, all'interno della diocesi di Bosa. Non si sa nulla ovviamente della chiesa originaria. Abbiamo questo restauro radicale nel 1797. Questo è l'accesso principale al santuario.
1935. Qui abbiamo un tavolo ricavato dal legno rotondo. È un posto molto molto interessante, la chiesa molto interessante. Purtroppo l'audio non posso mandarlo sempre in diretta perché c'è il vento e quindi non ho una microfonazione adatta professionale, per cui sono costretto in alcuni tratti a tagliare e fare il commento fuori campo, non in diretta. Siamo nel comune di Mara. Ecco la mappa. Ovviamente le grotte sono molto lontane da qui, adesso è anche tardi. Noi ci troviamo al santuario di Bonuiginu e le grotte sono diverse, c'è tutto un passaggio, ma si parte da qui, però è una cosa un po' lunga. Sono 6 km di percorso e purtroppo non abbiamo tempo, ma conto di poterci ritornare. La strada che porta alle grotte, per un totale di 6 km di percorso, ci sono diverse grotte. Ora però purtroppo non ho tempo, devo anche vedere un orario di passaggio e quindi non ho calcolato bene il tempo perché avevo da fare in un paese dove ho una casa e quindi a ritorno ne ho approfittato per passare a vedere questo posto, ma chiaramente siamo a gennaio del 2025 e fa buio abbastanza presto. Fossimo stati in estate allora avrei avuto il tempo di visitare anche queste grotte, ma ormai fa buio prima delle 6, quindi devo scappare. Interessante queste opere artistiche e queste pietre come sculture, quasi pietre tipo grotte con la calcare vulcaniche sembrerebbero, la pietra calcarea. Questo potrebbe essere sicuramente l'accesso al luogo di ristoro, che qui c'è un luogo di ristoro, anche un posto per mangiare. Ecco il santuario, molto bello, ma non aperto al pubblico. Probabilmente non siamo neanche nella stagione giusta. Il posto è veramente molto molto interessante, molto bello, poco abitato, è una zona della Sardegna poco abitata e poco conosciuta, questa veramente poco conosciuta. Facciamo l'ultima inquadratura dall'alto. Vi invito a vedere questo posto, informatevi su internet sull'apertura, non so se sia aperto in questo periodo, ma sicuramente lo sarà. E poi i tragitti, il tragitto per la grotta, per le grotte sono diverse. Si prende questa strada, si sale sopra lì e c'è tutto un percorso, come avete visto nella mappa, poi lo allegherò nel video anche la mappa precisa.
Un caro saluto da Schiffer Adams, dallo Sardegna, e adesso andrò a vedere un nuraghe che vi proporrò in un altro video.